Ora incominci a guadagnare per la vita e la morte, non la mollare, stringilo fortissimo. È incredibile, ragazzi. Iniziare l'allenamento consapevole che i propri stabilizzatori fanno schifo. Vai, accelera, via. E appoggi. Questa già era una serie più interessante. Vai. Buono. Ora accelera fortissimo. Via. Ultima, non mi interessa, non me la fai. Via, accelera, vai. Bene, non mollo. Io direi che a caldo rendi molto di più, Resta connesso, tieniti forte. Vamos, lo. Lollo Mazzini. So we have great time. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono sempre qua a Firenze e oggi mi faccio massacrare perché me l'ha promesso Non vedevo l'ora, ti distruggo. da Dario Masini. Ciao Dario. Ciao. Noi ragazzi abbiamo appena finito di chiacchierare come al solito e c'ho questa vocina che mi continua a dire chi mi fa? Non vedo l'ora, Ha ragazzi. fatto un errore a venire qua, ragazzi. Adesso gli troviamo tutti gli anelli deboli del mondo. Poi ragazzi, io continuo a fare così, ho la pelle d'oca, c'ho freddo e gli ho detto accendiamo il riscaldamento, lui ha detto no, ti servirà. ti scaldo io. Cosa facciamo oggi? Allora, si parte. Allora, in teoria, se fossi un cliente nuovo, chiaramente dovremmo guardare prima di fare un'anamnesi, vedere tutti i tuoi infortuni, fare magari pliche, circonferenze, test, analisi del tuo storico allenante, che in parte abbiamo fatto e dopo magari lo mostriamo. E col tuo storico allenante, l'unica cosa che faremo in maniera molto compressa, giusto 3 test, vedere un attimino la tua mobilità generale, i tuoi stabilizzatori della spalla e un paio di altri dettagli perché, come ben sai, amo vedere chi ho davanti prima di proporre l'allenamento. Una volta fatto quello, ti dirò di preciso di cosa morirai, ma di base ho già deciso un richiamo di back e femorali, petto e upper back con un filino di dorso. Un mix quindi proprio, mix. ora andare a casa. Un petto dorso con upper back richiamo femorale. Ok, non vedo l'ora. Quindi hai raccolto già in parte i dati, vogliamo stare un po' nello specifico un po' quello che fai. Ok, praticamente allora con il suo programma di allenamento attuale, fatto dal suo attuale preparatore, che saluto, abbiamo guardato che lui sta facendo quello che io chiamo un ipertrofia 1.5, quindi un blocco che è ibrido, meccanico, metabolico, con esercizi molto allineati, infatti hai dai 2 ai 4 esercizi allineati con un rep range vario. Non troppe tecniche di intensità, con una bifrequenza generale e qualcosa in monofrequenza come le gambe, se ricordo bene. Corretto. Giusto? Oggi faremo un allenamento sempre ibrido, tendente al meccanico dominante, in modo da allinearsi comunque con l'obiettivo del mesociclo che ha già adesso. Disallineeremo alcuni esercizi, soprattutto all'inizio della seduta, per ricercare uno stimolo che io chiamo focus tonnellaggio, quindi attraverso un disallineamento mirato di alcuni esercizi sul solito gruppo muscolare, mireremo a parità di volume di avere un tonnellaggio più elevato. Nella seconda parte della seduta, tramite 2 allineamenti mirati, invece andremo su uno stimolo più muscolocentrico e magari ricercheremo anche un effort maggiore. Ma prima, visto che lui mi ha già raccontato che sul core attualmente da tempo sta facendo solo lavori dinamici a fine seduta, testeremo un po' di cose così che cominceremo anche da quello in modo da vedere a che punto è con gli stabilizzatori. All'interno di Performance Universe, il mio software, tutte le volte che mi arriva un atleta come Lorenzo, inserisco dentro i suoi vecchi allenamenti. In questo caso ci siamo limitati solo a un allenamento, in modo che ci abbiamo un esploso delle informazioni, come dicevamo anche nell'intervista, che sono le peculiarità del suo allenamento. A circa 100, dai 118 ai 128 serie allenanti settimanali, un'enfasi chiaramente considerando tutti i capi del deltoide sul deltoide, a seguire dorsale, con una densità di allenamento
media. Se noi andiamo al tipo di stimolo, vediamo che il suo blocco, come stavamo dicendo, è un blocco prevalentemente meccanico metabolico, ok? Quasi bilanciato. Visto che, come mi raccontava lui nel suo blocco, ha un'enfasi principale su spalle e dorsale, oggi avrebbe una push. Abbiamo ripreso i suoi allenamenti e i suoi stimoli per creare quello che è la migliore seduta per lui ad oggi. Intanto cominciamo con un check a freddo, così che capiamo anche dopo le differenze tra a freddo e a caldo, vediamo come reagisce un po'. Dopo il check a freddo, così che guarda un attimino con un po' di pose muscolari, facciamo qualche test sugli anelli deboli, non tutti perché sennò davvero troppa roba. Ah, già mi vedo più grosso con queste luci, Vedi sono che anaboliche. la luce è super anabolica. Molto bene, quarto di giro. Mhm. Benissimo. Quarto di giro. Ok. Quarto di giro. Bene. Partimi con una doppia bicipiti. Ok, bella. Lat spread. Mhm, molto bene. Fammi già la moss muscular così vedo tutte le frontali. Ok, molto bene. E andiamo in side chest. Benissimo. Bella questa, molto bella. Tricipite. Buono. Posteriore doppia bicipite. Ok. Lat spread. Mhm. Questa è la posa che dobbiamo migliorare di più in assoluto. Addome e gambe. Ok. Sicuramente, come ti accennavo dalle foto che avevo visto e da qualche video, i punti su cui dobbiamo lavorare di più saranno sicuramente il back, in particolar modo anche l'upper back, che nella lat spread posteriore perde tanto, non tanto a livello di shape, che sicuramente più ampio è, meglio è, non esiste un dorso troppo grosso. Poi hai un bellissimo pettorale che però di contro ti fa sembrare in alcune pose i fasci clavicolari del pettorale leggermente meno impressivi di quello che in realtà è un gran bel blocco pettorale. La parte del lower sicuramente lavorerei bene anche gli adduttori per dare maggior spessore, meno vuoto tra le due gambe, anche se comunque la gamba sta molto bene, infatti nelle side mi piace molto, poi andrà visto nel caso a livello proprio in cut, uno lo vedrebbe, come vai a livello di dimagrimento sul lower, quanta qualità riesci a portare sul gluteo, poca, quindi allora a quel punto, Gluteo punto più ostico, bene, in a quel assoluto. punto ti direi, se fossi un mio atleta, di fare lavori ora che sei in bulk di densificazione mitocondriale, funzionalità mitocondriale, senza dedicarmi esclusivamente al NEAT e alle passeggiate. Ora guarderemo e faremo 3 test molto semplici. In realtà la batteria di test di ogni atleta agonista, perché quando viene a fare un check da me non prendo solo pliche e circonferenze, mi piace considerare tutti gli anelli deboli, quindi dipendentemente dallo storico, dagli infortuni che uno ha, Mhm. scelgo una batteria di test che va dai 10 ai 15 test, che non sono lunghissimi, ma che mi permettono di vedere e fare una mappa ben precisa Sì. di quelle che sono carenze, limitazioni, mobilità attiva, passiva. Ad oggi vedremo 3 test molto semplici in realtà, però 2 in particolare sono una piccola chicca perché ci permettono di utilizzare un esercizio che nel credo normale è utilizzato solo a scopo, diciamo, allenante, come test. Quindi per chi segue il video, guardatelo bene perché se lo fate ai vostri atleti potete sicuramente avere un insight molto importante per comprendere gli anelli deboli. In ogni check è importantissimo testare l'atleta anche sotto il punto di vista stabilizzatore per avere questa mappa importante. Questo è uno strumento ad altissima tecnologia che gli tirerò nel cranio. No. Ci farà un overhead squat, che è il test più easy e facile che possiamo fare a una persona,
per guardare un po' di tutto, perché a un overhead squat, quando uno lo guarda dal basso verso l'alto, possiamo vedere l'appoggio del piede, se prona, se non prona, la mobilità della caviglia, cosa fanno le sue ginocchia, il suo bacino se shifta o non shifta, se ha un bottom wink, la sua mobilità toracica, la sua mobilità della spalla e anche il suo equilibrio e il suo pattern motorio. Così che in un test unico dei tanti che faccio, questo è il più a specifico, ma che ci dà una panoramica completa di vedere come sta messo. E mi fai 5 ripetizioni lente e controllate. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ok, 3. Qui vedremo una roba molto importante che gli occhi più attenti lo vedevano anche dalla frontale. Guardate ora il bacino di lui. 1. Vedete che ha uno shift netto verso la destra. 2, 3. Il ginocchio di destra si proietta tanto più avanti, ok? E la caviglia di destra ha una maggior proiezione in avanti rispetto alla sinistra, il che porta chiaramente, in questo caso, il bacino a shiftare dalla parte della caviglia più mobile. Allora, il test numero 2, il bastone non ci servirà, e si parlerà di bottom up kettlebell. Si testa molto facilmente la forza della presa, Ok. degli stabilizzatori del polso, degli stabilizzatori della spalla, i rotatori esterni, il dentato anteriore, il Chiaro, core, la chiaro. camminata. Quindi, vedendo cosa c'è prima, io posso intuire quanto fanno schifo i tuoi stabilizzatori di una parte o dell'altra, o magari sono supersonici. Incominci la tua camminata, lenta e controllata, arrivi fino in fondo, fino alla luce, mi torni indietro e me lo fai 3 volte. Bravissimo. E ora mi cominci a camminare lento e controllato verso di lui. E guardiamo se cede prima polso, mano o gomito. Ok, arriva fino a là. E mi torni indietro lento e controllato. Buono. Occhio a non inclinarti indietro, eh? Bene, siamo a 1. Arriva fino alla luce, è proprio quasi come se la volessi scomporre. Bene, là. Fino in fondo. Bene. E torno. Torno indietro, occhio al polso che incomincia a ribaltarsi verso di te. Bravo, non lo mollare. Bene. E siamo all'ultimo, non lo mollare. Bene, gomito, gomito. Non lo buttare verso l'esterno, non lo buttare verso l'esterno, tienilo davanti a te. Bene, mollo. Ok. Molto bene. Il tuo primo anello debole da sistemare è chiaramente al polso. Vediamo l'altro lato. Bravo, non lo mollare, eh. Niente Urcala. smorfie, bravo, tienilo Che fortissimo. differenza. Tienilo forte, forte, non lo mollare. Siamo a 1, eh. Ora incominci a guadagnare per la vita e la morte, non la mollare, stringilo fortissimo. Ah, avevo Ragazzi, mollato. incredibile, ragazzi. Questa è una bella E differenza. il polso assurdo, eh. Polso assurdo. Però nella sinistra vedevamo anche i stabilizzatori della scapola, della Sì, sì, spalla. sì, sì, Vedevi sì, come sì, me eri la regalo. molto più instabile, ma soprattutto che il tuo gomito incominciava ad andare verso allargarsi. l'esterno. C'è un forte squilibrio tra lo stabilizzatore e il muscolo target. Quindi se dovessi impostarti un protocollo mirato di potenziamento, andrei sicuramente a segnarmi polso, sicuramente, ma anche stabilizzatori della spalla. Giresti anche unilateralmente? Anche unilateralmente. Se te riesci a colmare questo gap, sicuramente il tuo carico massimo a livello proprio allenante va su, ma non va su perché devi diventare forte in panca piana, a fare 150 kg una singola, ma perché se ogni volta ti perdi un sacco di ripetizioni per questa debolezza, sei a cedimento lì, ma non sei a cedimento nel target. Numero 3, un bear dog, semplice, non so se l'hai mai fatto. Mai. Ti metti a 4 zampe a terra, mi metto Bene. accanto a te. Il nostro obiettivo qui sarà ingaggiare il dorsale in basso, quindi deprimendo la spalla verso il basso, deprime e basta. Eccolo là, senti che ora è duro, ok? Ora che è duro da entrambe le parti e ancora la scapola non è alata, mi sollevi questo e questo, ok? 10 secondi da ora, non lo mollare, ok? 9, 8, guardiamo questa scapola, 7, 6, senti che ti posso afferrare la scapola, 5, 4, non la mollare, 3, 2, 1, giù. La tua scapola stava andando alata, ok? E si sfilava verso l'alto. Per quale motivo? Perché il dentato cosa fa? Abduce le scapole
e le porta avanti adese alle coste, ok? Quindi se tu non riesci a spingere forte, ingaggiare e mantenere la scapola nella posizione giusta, se lo fai anche in tutte le tue tirate, ti può mettere Marco 60 serie di allenanti sul dorso, ma il dorso Chiaro. non ti crescerà mai. Qui molto meglio, vediamo che qui non ce l'hai, ok? Quindi Lato non... destro. Il destro, e infatti non a caso ti ricordi qual è quello che hai perso subito? Sì, sinistro. Benissimo, abbiamo una riprova. Qui abbiamo il sinistro che è buona attivazione dorsale, ma il dentato anteriore non stabilizza, quindi se Male. la tua scapola ruota è valata è un problema grosso e è un problema che dobbiamo sapere prima di fare un programma, perché se quella scapola va a ballerina e se i tuoi stabilizzatori della spalla non lavorano come dovrebbe essere, devo considerarlo nella selezione degli esercizi, se no rischi di fare volume Claro. spazzatura. Ora, nel tuo caso, visto che non ci interessa stancare, ma ci interessa preattivare, proviamo a fare lo stesso esercizio, Bear Dog, Sì. ma con una piccola remata a manubrio che ci permette di attivare non solo il dorsale del braccio che lavora, ma anche il dorsale controlaterale, in modo che ti ricorda qualcosa, un dorsale che deve stabilizzare, ok? Anche nel prossimo esercizio lo dovrà fare, quindi obiettivo non il cedimento, soltanto una buona attivazione, faremo Ok. solo una serie giusto per accenderti, ok? Ok. Quindi partiamo dal lato più debole, ok? Deprimo, buono, spingo via il suolo fortissimo, sollevo il manubrio e tengo. Senti che c'è una doppia attivazione, 5, 4, 3, 2, 1, giù, ok? Ancora, 5, 4, 3, 2, 1, cambio lato. Buono, vado. Forte, un po' più alto, 5, 4, 3, 2, 1, giù, benissimo. Ora ti metti in plank su questa fitball, allontani i gomiti leggermente da te, bene, e ritorno indietro. Senti che quando allontani senti una coltellata, quindi trova la lontananza non eccessiva, perché non è l'obiettivo uccidersi prima di fare stacchi. Bene, ok, 2, 3, ottimo, via, 4, super, via, 5, ultime 3, ultime 2, anche qui lavora anche il dentato oltre al retto che è buono, ultima e stop, buono, fine. Ora facciamo il nostro stacco rumeno, se riusciamo a stacco rumeno deficit, ok? Così che facciamo il nostro richiamo della catena posteriore, preattiviamo anche l'upper back, Ok. che poi lavorando però in ogni caso subito dopo il petto, in modo da dare Abbiamo il più tempo. stabilità a livello Bravissimo, scapolare. intendi. ok? Non tanto per il petto più stabilità, ma per l'upper back, se lo separo dallo stacco rumeno, in questo caso ho più tempo per recuperare. Come ti dicevo Ok. prima, io posso ricercare un reclutamento muscolare allineando o disallineando gli esercizi, avendo più recupero tra gli stessi, perché sappiamo più recupero ricercando tensione meccanica a volte è meglio. Certo. Mi raccomando, obiettivo mantenere le curve fisiologiche. Senza fretta, aria in pancia, preso a centropiede, tripod foot, sfilo, cerco profondità senza perdere la lombare. Vai, 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 vai. Questa è la tua, stop, su. Ok? Ancora, guadagno un filo di profondità. Allungo bene, bravo, allungo, 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 allungo. Là, via, su, buono. Questa è ottima, ancora. Sì, allungo, 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 allungo. Sì, bene, su, ok, ancora 2. Bravo, occhio a non spinzolare sul tallone, tripod foot, bene. Via. E appoggio, recupera. Bene. Ragazzi, iniziare l'allenamento consapevoli che i propri stabilizzatori fanno schifo. Capito? È importante. Bello, è bello, importante, bello. motivante soprattutto. Ok, passettino e basta, perfetto. Ok, via su. 1, buono. Ok, centropiede, sfilo, neutro, bravo, bello. Via volo, 2, ottimo. Diamo aria in pancia e buono. Via accelero, bene, 3. Allungo bene. Via volo, accelero. Ultime 3. Bene, qualità, mi raccomando, piede, aria, allungo bene, via volo, ultima, qualità, via volo, bene, appoggio, molto bene. Andiamo a mettere un altro 5-5, obiettivo 8 qualità, mi raccomando, 1, molto bene, andiamo, sì. Via volo, 2, ok? Benissimo, 4, non lo mollare. Ora incominciano quelle interessanti,
Via volo. Forte, forte, accelero. Ultime 2, ce l'hai, eh? Via su, 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 su. Ultima, ce l'hai. Aria. Ora quando vai in concentrica esplodi. Vai, accelera, via, 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 via. E appoggi. Questa già era una serie più interessante. Ora, il primo esercizio sul petto io metterò, anche se su di lui non è, sapendo il suo test, la scelta più giusta, perché ce l'ha già nel programma, le spinte con i manubri. Quindi spinte, panca 30 gradi, manubri, ok? Prendiamo la panca e vediamo un attimino come si va. Spinte panca 30 gradi, manubri. Un esercizio, un'altra perlina che ci può essere super utile, soprattutto per te. Prenditi il tuo amico 12, Ecco. ti metti sdraiato. Qual è il vantaggio di un lavoro pre-alzata con i manubri del genere? Che intanto sono costretto a spingere con un bel allineamento, intanto se esco dalla linea ideale questo cade, Sì. ok? E in più i tuoi rotatori, i tuoi stabilizzatori della spalla devono essere pre-ingaggiati. Mi fai un Quante? 5/7 ripetizioni, non deve Vediamo. arrivare a cedimento. Vediamo se ci arriviamo, ragazzi. Se è troppo leggero, se è troppo pesante, usiamo quelli rosa. Lente controllata, vai incontro. Via. 1, bene. Via. 2. Riprendilo, non ti preoccupare. Via. 5, almeno Bastardo. ultima, non lo mollare. Di quanto pesano i 12, eh? Via Il forte. polso, ragazzi. Cambio lato. Che è il sinistro, prepariamo la kettlebell rosa. Tagliamo il rosa, Andrea, nel caso. Ok, neutro, mi raccomando, quindi questo così, ok? Duro, eh? 1, trova la linea ideale, senti il petto che deve lavorare leggermente convergente. 2, bene, almeno 5, abbiamo detto, via, non lo mollare. 3, ok, non lo mollare, durissimo, via. 4, ok, ultimo. Madonna. Lo sapevamo. Bene, senza fretta, ricordati ingaggio, petto che va incontro. Sì. Massimo Rom, via. 1, ok. Senza rimbalzi, controllo, esplodo. 2, ok. All'incontro col petto. Via. Oh, questa era buona. 3, sentite che si è strecciata molto di più. Andiamo. Via. 4, ottimo. All'incontro. Via. 5, non lo mollare, Bene. All'incontro. Via forte, accelero. 6. Andiamo, forte, 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 accelera. Via da solo, 7. Da solo, da solo. Via, accelero, accelero, accelero. 8, ultime 2. Bene, via da solo. 9, ultima. Bene. Via volo da solo, da solo, da solo, da solo. Bene, appoggio. Ottimo. Buono. Considerando che quando ci sono tanti esercizi allineati di un gruppo muscolare, se io ti porto a ultracedimento sulla prima serie del primo esercizio, te sei brillato a livello di tonnellaggio totale, ma anche a livello di performance su tutti i successivi. Anche per questo motivo, dopo di questo, faremo upper back e poi ritorniamo sul petto, che ci permetterà di fare che? Creare uno spazio di recupero maggiore tra questo e anche i tuoi stabilizzatori, che hai visto che tanto sono quelli la limitante, non è mica il tuo petto ce l'aveva, ma vedi che durante l'alzata È vero. balli un sacco. Sì, me ne sono accorto, ragazzi, è proprio una sensazione di instabilità. Bravo, instabilità. Che poi non ti porta però ad È esprimere. che quando provi la stabilità ti accorgi dell'instabilità. Via. 1. All'incontro. Via. 2. Ottimo. Via. 3. Bene, non perdere brillantezza in concentrica. Via, accelero. 4. Buono, da solo, ce l'hai. Via, accelero. 5. Da solo. Ancora 3 ce l'hai. Ti do una mano io. Via forte, accelero. 6. Bene. Ultime 2. Via. 7. Da solo. Ti do una mano io. Tanto non arrivi a cedimento. Ti sciforto io. Vai. Vai, 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 vai. Buono. Pesucchiano ora, i 32. Sono ingrossato anche a guardare. Io per osmosi. Ora si va sull'upper back. Abbiamo visto che c'è già stata una bella perdita di forza sul pettorale. Quindi per avere
il massimo stimolo dopo. Ora facciamo un upper back e dopo si ritorna sul pettorale e si rifinisce gli ultimi esercizi. Upper back ai jumper arms. Sappiamo che il nostro obiettivo, se vogliamo fare solo un esercizio, vogliamo stimolare tanto, è avere un buon profilo di resistenza, ok? Quindi i nostri muscoli quando sono accorciatissimi non possono esprimere tantissima Giusto. forza, quando sono intermedi allungamento maggiore. Quindi il nostro obiettivo sarà avere il massimo carico, come vedi da qui, quando siamo in intermedi allungamento, e via via che si accorcia, grazie alla posizione di jumper arms, ci sarà meno carico. Ogni volta che lo vedo, ragazzi, è spavento un po', eh. Mi raccomando, vai incontro, apro sinergico, via. 1, stacca bene il petto anche, via. 2, ok, tieni il picco, via. 3, ok, via forte. 4, almeno 10, via forte. 5, via forte. 6, via forte, adduci. 7, non rimbalzi, via forte. Tieni, 8, ultime 2, apriti bene, via. Ultima, accelera, controllo, bene, e mollo, molto bene, via. 1, stacca bene il petto, accelera come se non ci fosse un domani. 2, buono, accelera, controllo. 2, bene, fortissimo, via. 3, ottimo, fortissimo, stacca bene, 4, o almeno 8, c'è il kettlebell rosa lì davanti, via. 5, vi accelero forte, 6, molto bene, via fortissimo, 7, dai che ce l'hai, ancora 3, via, ancora 2, adduci bene, apri il petto, ancora 1, via, acceleralo, accelera, bene, controllo, molto bene, ottimo, andava molto meglio, buono, ricorda Massimo Rom, vado incontro col petto, via, 1, bene, senza perdere profondità e vai incontro, 2, oh, questa era ottima, via, forte, andiamo, via, 3, bene, via, accelero, 4, buono, vai incontro, via, 5, non la mollare, ora brillante la salita, via, accelero, 6, via forte, vai, 7, ancora 2, ce l'hai, via forte, 8, ultima, via, da solo, bene, appoggio e rilascio, ok. Quanto conta la scelta e l'ordine degli esercizi all'interno di un programma? Tutto, cioè a parità di volume, è per questo che mi arrabbio quando si parla di volume, perché uno dice 100 serie allenanti, già cambiando la frequenza e basta, 3 volte, 2 volte, una volta cambia il mondo. A parità di frequenza disallineare e allineare gli esercizi, non passate il messaggio là, disallineano tutto a priori, perché di solito funziona così, ma anche solo con l'ordine degli esercizi, la priority system che utilizziamo cambia il mondo a livello di progressioni, ok? Quindi lì ci vuole tanto. Fondamentale. 1, via, accelera. 2, mi raccomando, via. 3, bene, via forte, 4, vai incontro, via forte, 5, dai che ce l'hai, almeno 8, vai, accelera, 6, da solo, ora accelera fortissimo, via, ultima, non mi interessa come la fai, andiamo, vai incontro, via, vai, da solo, bene, ottimo, questo era un bel effort, si sente, Si sente abbastanza. bello. Ora, ultime 2 serie di rifinitura per il nostro amato pettorale. Ci mettiamo la panca alta, cavi bassi. Perché cavi bassi ci interessano in questo caso? Bravissimo. Se mettiamo una linea dal fascio clavicolare a dove arriva, il nostro obiettivo è questo. Qui 10-12 almeno. Se vedo che sei largo, visto che c'è solo 2 serie, facciamo qualche reps in più. Ok? Buono. Ora, obiettivo, ricorda traiettoria leggermente verso il basso, arriva fino alla mia mano. Eccolo là, senti che qui. Bene, allungo. Vai incontro anche qui. Bene, siamo a 3. Buono. Sembra più facile mentre lo facevo io, Via forte, 4. Via forte, vai, 5, pesante. Buono. 6. Via forte, 7, senza
accelerarla eccessivamente, a lungo, vai. Ok, ricorda la traiettoria, leggermente più alta la chiusura. Bene, vai. Oh, non la mollare, ultime due, ti do una mano io leggera, non mi interessa. Vai, 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 buono, ultima. Non la mollare, Via, accelero, vai, 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 forte. Bene, e controllo, molto bene. Ricorda, più polso, meno mano. Traiettoria. Ok, qua, bravissimo. Allunga, petto e va incontro. Ah, ok, sentite quando va incontro è meglio. Vai incontro. Via, forte, 5. Non la mollare, ora incomincia a accelerarla. Ricorda la faccia. Via, 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 via. Ultime due da ora. Ora accelera, fortissimo. Da solo, da solo, da solo, da solo, da solo. Ultima. Controllo, Zero smorfie, tutto di petto, 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 petto. Buono. Molto bene. Allora. 2 serie al volo Di dorso? dorso. Ti ricordi il tuo amato dentato? Sì. Quello spento sempre, non si accende? Assolutamente, quello che Proviamo a dorme. farlo accendere. Ricordati, quando riprendi la spalla, invece di prenderla in basso indietro, riprendila come se la volessi riprendere in basso avanti. Ok, ingaggio in basso avanti. In chiusura ti inclini un filo indietro ma senza aprire il petto, come se fosse una lancetta in orologio. Vado, di poco, non aprirti mi raccomando, neutro, sei una lancetta in orologio. Aspettalo, vai. Eccolo lì, benissimo. Senti che ora è qua, buono. In basso avanti, vado. Ok, senti che ora è tutto qui, benissimo. Ancora 4, non la mollare, via. In basso avanti, ok. Via, inclina un filo, ancora 3. Non la mollare, via. In basso avanti, forte, forte, ancora 2. Ok. Via, in basso avanti. Forte, 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 forte. Ultima. Accelerala, Via. Bene, a posto. Molto bene. Allora, scopo del pullover alla Jensen. Chiaramente, dov'è che arriva il massimo carico nel pullover di solito? In accorciamento, intermedio, allungamento. In allungamento. Benissimo. Quindi se usiamo un elastico che progressivamente, mentre vieni su, guadagna di carico, in teoria miglioriamo. Andiamo a migliorare un po' la tensione su tutto il ROM. Un profilo di resistenza un pochino, non ti dico flat, un Certo. pochino più Challenging. ottimizzato. Ora, senza il peso, il movimento è: arrivo, gomito leggermente semiflesso, gomiti che puntano un po' più in qua, benissimo. Tu vai verso il suolo. Quando arrivi piano piano in allungamento, abbassi di poco anche il bacino per allungare maggiormente. Di poco, e non ti serve Ok. tantissimo. Bene. Arrivo, lento e controllato verso il suolo. Streccio bene. Senti che qua si allunga, arriva fino al petto. Vai, 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 vai. Eccolo là. Senti che qui c'è ancora attivazione. Lungo, profondo. Bene, vai, 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 vai. Eccolo lì, vai, vieni su. Buono, 2. Ok. Dai che è tua, Via forte. 6. Ok. Lungo, cerca l'allungamento. Via. 7. Bene. Ora arriva la parte bella, Via. Ultime 3. Via forte, accelero. Ultime 2. Vedi la presa è la tua, Via. Ultima. Allunga bene. Via, accelera, vai, 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 vai. Bene. In mollo. Ok. Stendi parti giù, tutto giù. Ok, polso dritto. Ok. Questo ruota così. Ok, tienili così. Quindi gomito bloccato. Bene. Vieni. Stop. Via. 1. Bene. Via. 2. Gomito piantato. Via. 3. Ok, senti che è tutto lì. Andiamo. Via. 4. Via. 5. Senti che è migliorata anche la chiusura ora. Via. Andiamo. Ultime 4, non la mollare. Ultime 3. Via. Ultime 2. Non la mollare, via, via, via. Accelera. Ultima. Oh, questa era buona, Lungo. Via, tua, non ti aiuto, è tua, è tua. Bene. E appoggi. Molto bene. Allungo il più possibile perché qui stiamo lavorando in allungamento. Buono, e arrivo su. Lento e controllato. Quando spingo penso di allontanare leggermente le mani da me, ok? Polso neutro, dentro, così. Eccolo là, così, Bene. Via, 1. Senza allontanarle, 2. Non toccare le mani quando arrivi qua. Via, 3. Allunga bene, ce l'hai ancora. Oh là, senti, 4. Vedi che il massimo carico arriva qui, via. 5, molto bene. Via.
6, ottimo. Via. 7, andiamo ora, accelerala. Via. 8, non la mollare, almeno altre 2 ce l'hai, Via. 9, diamo ultima da solo. Vai, 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 vai. Buono e appoggio. Molto bene. Vedi, è già raddoppiato, quindi ora prima di andare via mi bullizzerà perché funziona così. Quindi io porto le gente, raddoppiano e poi mi tocca allenarmi più pesante, non per gareggiare, ma per non farmi bullizzare. Esatto. Un casino. È una tecnica. È una tecnica per rimanere motivato. Allenamento finito, dopo darò i miei feedback. Adesso mi hai visto prima Mhm. a freddo. Guardiamo a caldo. Giudizio a Poi- caldo, dai. Ok, fammi una rilassata frontale. Oh, guarda che bello ora il petto e il braccio anche molto più impressivo. Vedete l'upper back è tipo raddoppiato di già dopo 4 serie allenanti fatte bene. Quarto di giro, bello. Dome, bene. Gluteo. Girato verso di me. Lat spread, dai, partiamo con la lat spread, così la vedo subito. Gamba. Bello. Doppia bicipite. Porta avanti, ricorda il dentato cosa fa? Bravo quello, senti che ora è più compatto lì. Bene. Most muscular. Porti anche l'upper. Esplosivo. Buono. Side chest. Questa è una delle tue pose di forza, Guarda che bello ora il petto bello pieno, il braccio impressivo, anche il deltoide bello. Posteriore, doppia bicipite. Molto meglio. Questa già mi piace. Lat spread. Non male. E stop. Io direi che a caldo rendi molto di più, Meglio, meglio. E anche se abbiamo fatto roba prevalentemente sui fasci clavicolari, guarda anche il gran pettorale quanto già è esploso così, quindi sicuramente a livello di bilanciamenti lavorerei tanto sui fasci clavicolari, parte dorsale, centroschiena come avevo detto, però già così anche nelle rilassate hai una proporzione, cioè reagisci bene al pump. Grazie per averci seguito, spero veramente che Dario in questo caso vi abbia fornito, come ha fornito a me, tips utili, interessanti, dall'attivazione ai test vari che hai fatto, fino anche a qualche punto d'attenzione su esercizi che tutti facciamo, come possono essere le spinte, una chest press. Davvero tanto interessante, sapevo che eri un tecnico d'eccellenza, l'hai riconfermato Grazie. con queste peculiarità che non sono da tutti, sono felice di essere venuto qui fin qua per farne tesoro. Se Ok. provate qualcosa di questo, taggatemi pure che mi fa super piacere che vedere che aiuto le persone è comunque uno dei miei obiettivi principali. Ragazzi, chiudiamo anche questo episodio di Sposto Ghisa con io e Dario ci terremo in contatto, Sicuro. nel caso Mi perché fai no. sapere poi come vanno i tuoi stabilizzatori, chiaramente. Assolutamente. E se ovviamente sarà, diciamo, se per te un ulteriore piacere, ci ritroveremo per Sicuramente. girare altri contenuti. Ragazzi, come dico sempre che abbiamo fatto tardissimo, alla prossima!